Eccoci qua, allora miei cari amici, un cordiale abbraccio da parte mia per tutti voi che mi seguite da anni e che seguite il mio oroscopo settimanale per questo periodo. Quindi questo è l'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 luglio 2020, quindi è l'oroscopo di questa settimana. Va bene? Prima di iniziare con il mio oroscopo settimanale che io vado a leggere attraverso le carte, cioè vado a fare una lettura speciale per quanto riguarda lo zodiaco segno per segno attraverso i tarocchi, attraverso le carte. Però prima di andare con la lettura volevo sempre ricordare a tutti voi che se avete bisogno di me per una consulenza nel privato, nel senso per una lettura di carte in privato, potete fissare un appuntamento telefonando oppure inviando un messaggio vocale su WhatsApp a uno dei miei numeri. Costo consulto è 30 euro perché voi mi pagate un servizio e io vado a dedicarmi per una lettura sulla vostra persona. Come pure per le persone che vogliono risolvere faccende sentimentali, persone che hanno perso il proprio amore, persone che sono state lasciate dai mariti o dai fidanzati, persone che hanno visto il proprio marito allontanarsi e andare via con un'altra donna e vorrebbero farlo ritornare o legare a sé un compagno, un amante, un amore. Allora, io posso aiutarvi. Io effettuo 2 lavori al mese, quindi mi chiamate, mi raccontate la vostra storia, se è fattibile, se si può intervenire, perché non sempre si può intervenire, quindi se si può intervenire in quel fattore di ritorno d'amore, io vi posso aiutare. Logicamente, se già ho iniziato 2 lavori, dovete aspettare per il prossimo mese. Se rientrate in questo mese qua, che magari c'è spazio per il vostro aiuto, io intervengo subito dopo averci messo d'accordo sia sul costo sia sulla tempistica, perché vi darò tutte le spiegazioni che volete, ok? Faccio questo dal 1979, su YouTube potete trovare i miei filmati di quando avevo 20 anni, oggi ce n'ho 62, quindi su YouTube basta scrivere il Santone di Avella, vedete tutti i miei filmati di quando avevo 20 anni, quando ho iniziato la mia carriera come operatore esoterico. Bene, detto questo, andiamo con il primo segno dello zodiaco, andiamo a fare la lettura per il segno dell'Ariete, ok? E andiamo con la schermata della cartomanzia. Allora, il segno dell'Ariete. Vediamo cosa dicono le carte per il segno dell'Ariete. Eccoci qua. Allora, per voi del segno dell'Ariete, per tutti voi che nati sotto questo segno zodiacale, si prospetta una settimana decisamente interessante, molto interessante, ok? Nonostante ciò, a livello di relazione non ci saranno delle particolari novità. Vi dico che sarà un periodo abbastanza equilibrato, quindi è un periodo molto bello, molto diciamo soddisfacente,
Senz'altro l'umore di questi giorni sarà buono e questo influenzerà in maniera positiva i rapporti di coppia. Quindi è una settimana ottima, bella, una settimana ricca di emozione per voi del segno dell'Ariete. Godetevela perché non tutte le settimane saranno così. Viceversa, sul campo lavorativo, in arrivo sul piano professionale, dove potrebbero arrivare delle importanti occasioni da non sottovalutare. Sono stato chiaro? Non mancheranno delle soddisfazioni anche per quanto riguarda il guadagno, quindi potete aspettarvi un periodo piuttosto incoraggiante, quindi un periodo dove ci sarà entrata di denaro. Ok? Che devo dire? Per voi del segno dell'Ariete è proprio la bella settimana, è una settimana di quelle che non capitano sempre, quindi una settimana ottima sotto l'aspetto sentimentale e anche lavorativo, perché no, anche sul piano lavorativo. E andiamo adesso col prossimo segno che è il Toro. Andiamo a dare una mischiatina alle carte. E andiamo con il segno del Toro per quanto riguarda questa settimana. Vediamo cosa riserva il Toro. Amici, questo è un oroscopo reale, cioè è una previsione, più che l'oroscopo, è una previsione settimanale che io vado a fare tutte le settimane nel pubblicarvi questo video, ok? Il segno del Toro. Vi dico subito che voi del segno del Toro, che siate impegnati in una relazione amorosa o abbiate intrapreso da poco una conoscenza speciale, aspettatevi una settimana stabile a livello sentimentale. Quindi sarà una settimana molto stabile sotto all'aspetto sentimentale, non potete lamentarvi. Questo non significa che questo non significa che non ci saranno giorni speciali da trascorrere insieme alla persona che avete al vostro fianco, ma senz'altro non ci saranno delle novità eclatanti nella relazione di coppia. Ok? Mentre sull'aspetto lavorativo, sul posto di lavoro, l'impegno, la serietà e l'onestà sono delle caratteristiche fondamentali per dimostrare la propria professionalità. Solo in questo modo si potranno raggiungere più facilmente risultati e gratificazioni importanti. Chiaro? Ed era per quanto riguarda il segno del Toro, per voi del segno del Toro. E adesso andiamo a preparare una lettura per il segno dei Gemelli. Vediamo cosa ci riserva il segno dei Gemelli. Allora, Gemelli, ecco qua, è in arrivo. Allora, per voi dei Gemelli. Allora amici, le carte vi dicono che in questa settimana dovreste stare attenti ad alcuni rapporti, soprattutto a quelli iniziati da poco tempo. Se avete iniziato da poco una nuova conoscenza, è importante fare piccoli passi con chi avete accanto. Non correte troppo e non esagerate o rischierete di trovarvi pentiti.
o chiudere velocemente la frequentazione appena iniziata. Ok? La fretta non aiuta mai ed è meglio vivere delle emozioni con calma e serenità. Sul campo lavorativo invece non sarà un periodo pieno di notizie o novità per voi. Per voi nati sotto questo segno dei gemelli sarà comunque fondamentale impegnarsi a dovere, anche perché le energie non mancheranno in questa settimana. Arriveranno presto delle occasioni, sì, interessanti e soddisfacenti, ma dovete aspettare, magari per la prossima settimana. Ok? Quindi gemelli, non tanto positivo la settimana, è un po' ingarbugliata direi un po' ingarbugliata, però, mai dire mai, dovete, dovete aspettarvi i momenti migliori, non sempre può piovere, deve uscire anche il sole, come uso sempre dire. E adesso andiamo con la lettura per il segno, sempre le previsioni attraverso le carte, del cancro. Ok? Andiamo a vedere il cancro. Allora, il cancro. È possibile che vi sentiate un po' nostalgici e che pensiate molto a qualcuno che ormai fa parte del vostro passato. Vi manca questa persona. Vi mancano quei momenti, quei giorni passati insieme. Forse non avete dimenticato del tutto quella persona e avete bisogno di capirne di più per decidere che cosa fare davvero, ma soprattutto sentirvi di nuovo bene. Non quindi escluso una discussione con un ex partner, quindi c'è anche la possibilità che comunque potete rigenerare una discussione, inutilmente, quindi riguardatevi, serve a ben poco litigare. Invece sul lavoro, questa settimana è un po' particolare in cui qualcuno potrebbe ritrovarsi ad affrontare delle questioni con i piani alti, quindi dei superiori. Magari si tratta di qualche questione vecchia e che non è mai stata chiarita nel corso del tempo. Non è detto che non riusciate a risolvere, quindi impegnatevi anche in questo perché potete risolverla tranquillamente. Chiaro? Quindi datevi da fare e cercate di risolvere al miglior dei modi. E adesso andiamo con la lettura, meglio, la previsione per il leone, del segno del leone. Vediamo il leoncino cosa ne esce fuori e vediamo il leone. Il leoncino. Bene, allora, per voi del segno del leone sarà una settimana fantastica, per voi nati sotto a questo segno, a livello amoroso e sentimentale, quindi una giornata bellissima, leoncini, datevi da fare. L'umore e le energie saranno al massimo, questo influenzerà sicuramente chi è impegnato in un rapporto di coppia. Passerete dei bei momenti, una bellissima settimana in coppia, divertimento assoluto e tanto amore. Potete quindi affrontarne per dedicare del tempo speciale al vostro partner. Le emozioni non mancheranno, giustamente. Magari organizzate qualcosa di particolare insieme a chi amate, sarà più gustosa la settimana. Sul campo lavorativo invece settimana decisamente positiva.
anche sul lato professionale, dove qualcuno potrebbe decidere di iniziare un progetto o un investimento, ok? Quindi datevi da fare, perché è anche sul lato lavorativo ci sarà una settimana a quando favorevole. Chiaro? Quindi mi raccomando, datevi da fare anche voi. E adesso andiamo a preparare per la Vergine, per il segno della Vergine. Quindi vediamo la Vergine, che cosa dicono le carte per il segno della Vergine per questa settimana, previsione settimanale. Allora, andiamo con la schermata. Eccoci qua, per voi della Vergine. Allora, si prospetta un periodo un po' complicato, dove le stelle non aiuteranno il vostro umore. State attraversando un periodo molto giù moralmente, ansiosi, complicati, angosciati e via via via. È probabile che porterete questo malumore all'interno del rapporto di coppia, e questo comporterà alcuni problemi a livello sentimentale e di complicità. Rovinate tutto col vostro carattere. Forse è il caso di dedicare un po' di tempo a voi stessi per riflettere anche un po' su questo periodo. Che cosa volete? Cosa vi piace fare? Sul lato lavorativo invece sarà una settimana difficile, pure sul posto di lavoro. Anche sul lavoro è difficile. Non sarà facile concentrarsi ed impegnarsi, ma dovete cercare di dare il meglio, perché arriveranno momenti migliori. È il vostro malumore che vi porta a questa conseguenza. Quindi dovete un pochettino uscirne da questo mondo che vi trovate per vivere un ottimo futuro. Purtroppo è così. E adesso andiamo a preparare la lettura per il segno della bilancia. Vediamo la bilancina cosa ci dice. Allora, andiamo con il segno della bilancia. Allora, l'inizio di questa settimana non sarà particolarmente semplice da affrontare. Se siete impegnati in una relazione d'amore, aspettatevi qualche complicazione. Potrebbero esserci infatti dei disagi o dei problemi nel rapporto con il vostro partner. E in questi casi non mancheranno le discussioni. Potete comunque essere positivi, perché il weekend sarà molto più sereno a livello sentimentale. Quindi dovete dare a Cesare quel che è di Cesare, amore, affetto, coccole, per poterne ricevere altrettanto. Invece sul periodo lavorativo, periodo molto interessante in cui sarà facile ottenere finalmente dei buoni risultati. Ok? Sicuramente sarà fondamentale impegnarsi il più possibile. Considerate che potrebbero arrivare anche delle buone notizie per quanto riguarda il guadagno. Quindi auguri anche a voi della bilancia, perché è un ottimo periodo. E adesso andiamo con lo Scorpione, il segno dello Scorpione. Scorpione, vediamo cosa dicono le carte per lo Scorpione.
Allora, per voi dello Scorpione non sarà una settimana del tutto incoraggiante. Per voi nati su questo segno, sotto a questo segno, e pare proprio che non ci saranno troppe novità in amore, quindi non ci sarà alcuna novità in amore, tutto tace. Dovete considerare che sembra che siate impegnati su tutto altro, quindi su tutto un altro fronte. Dovete risolvere altre questioni lavorative in particolare, quindi dedicatevi più al lavoro che all'amore questa settimana. Cercate comunque di concentrare le energie positive per evitare altri problemi, per non complicarvi ancora la settimana. Sul lavoro probabilmente avete vissuto un periodo abbastanza complicato in ambito lavorativo. Purtroppo non è ancora arrivato il momento di rilassarvi. In questa settimana dovrete fare attenzione pure sul lato delle economie. Non dovete, abbandonare la presa, ok? Dovete stare pieni di entusiasmo, perché solo così potete raggiungere la tranquillità. Chiaro? Bene, bene, bene. Adesso andiamo invece con il segno del Sagittario. Allora, vediamo il Sagittario. Allora, Sagittario, le carte dicono che è possibile che in questa settimana decidiate di fare dei passi importanti. Forse è arrivato il momento di esprimere che cosa provate veramente nei confronti di una persona speciale. Armatevi quindi di coraggio, perché le buone intenzioni ci saranno tutte. Se al contrario vivete un rapporto di coppia complicato, è il caso di prendere una decisione sul destino della relazione, anche se non sarà facile. Sicuramente vi toglierete un peso da dosso che non vi fa stare tranquilli. Sono stato chiaro? Quindi, invece, sul lato lavorativo in questo periodo saranno favoriti i discorsi, perché sarete particolarmente agili a parlare. Avete la parlantina facile ad esprimervi e far capire esattamente quello che intendete. Avanti quindi le conversazioni professionali e pure le presentazioni di nuovi progetti. Auguri ragazzi, un ottimo periodo per voi, un'ottima settimana per voi. E andiamo a preparare, eccoci qua, prossimo segno, le previsioni della settimana per il prossimo segno. Allora, andiamo con il segno, dello Scorpione. Eccolo qua che arriva, previsione del segno dello Scorpione. Allora, lo Scorpione, in amore, lo Scorpione questa settimana probabilmente non state affrontando un periodo molto semplice, anche per quanto riguarda i rapporti d'amore. Dovete fare attenzione alla trasgressione in questa settimana, perché avrete voglia di sentirvi al centro dell'attenzione. Quindi il bisogno di sentirvi speciali, praticamente. Da un lato vi farà comunque sentire bene, dall'altro lato indecisi di cosa è buono e di quello che non è buono. Mentre sul fronte lavorativo le energie saranno buone in questa settimana di luglio, pare proprio che siate particolarmente brillanti e pieni di voglia di fare. Non ci saranno dei cambiamenti enormi e dovrete comunque tenere sotto controllo la voglia di trasgredire le regole. Quindi
è difficilmente che vi annoierete in questo periodo. Siete molto complicati, mamma mia. Prossime previsioni per il prossimo segno, che è del segno dell'Acquario. Eccolo qua, prossime previsioni per il segno dell'Acquario. Allora, segno dell'Acquario. Allora, l'Acquario, per voi del segno dell'Acquario, le carte dicono: occhio aperto sull'umore di questo periodo, che sarà piuttosto basso e complicato da gestire. Siete un po' complicati questa settimana. Con tutta la probabilità questa agitazione, diciamo generale, si discuterà sul rapporto d'amore, non facendovi godere al massimo dei sentimenti di coppia. Rovinate il vostro rapporto di coppia col vostro carattere di cacca di questa settimana che vi portate addosso. Chiaro? Cercate quindi di non essere troppo pignoli, non dovete prendervela per la minima cosa o rischierete di rovinare la relazione per un dettaglio inutile. Ok? Mentre sul lato lavorativo la rabbia e il nervosismo non mancheranno nemmeno sul posto di lavoro. Mamma mia, siate proprio elettrici. Starà a voi cercare di riacquistare fiducia ed energia positiva per riprendervi il buon umore e impegnarvi finalmente a dovere. Solo così potrete, ambire ai vostri obiettivi. Quindi calmate, datevi una calmata. Se no vi rovinate questa bellissima settimana, la rovinate inutilmente. Sono stato chiaro? Benissimo, e andiamo adesso a preparare la lettura e la previsione per il segno dei pesci, ultimo segno dello zodiaco, segno dei pesci. Andiamo velocemente, eccolo qua. Allora, vediamo per voi pesciolini cosa dicono le carte questa settimana, le previsioni per il segno dei pesciolini. Ecco qua. Allora, per voi del segno dei pesci le carte dicono che questa settimana estiva passerà in maniera abbastanza equilibrata, non vi potete lamentare. Certo che dovete fare attenzione ad alcuni aspetti di vita, ma pur nel rapporto di coppia, valutate bene quello che volete. La vostra, insolita routine forse non è quella giusta per voi, non vi fa stare bene e magari vi state pure annoiando, sperate in un cambiamento. Sarà complicato modificare le tendenze, ma senz'altro non impossibile. Mentre sull'aspetto lavorativo i primi giorni della settimana saranno un po' complicati e dovrete fare sicuramente attenzione a non esprimervi troppo, a non dire sempre cosa pensate senza prima rifletterci abbastanza. Evitate di addizionare problemi che si potevano tranquillamente evitare. Chiarissimo? E così abbiamo terminato anche questa previsione di questa splendida settimana che va dal 20 al 26 luglio 2020. Queste sono le mie previsioni attraverso la lettura delle carte dei miei tarocchi, previsione per quanto riguarda segno per segno dello zodiaco dal 20 al 26 luglio 2020. Io vi abbraccio e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana. A tutti quanti voi
Mi raccomando, continuate a seguirmi e che le stelle siano sempre con voi. Ciao, a risentirci!